Vi siete mai chiesti perché quando si vuole augurare il successo a un'opera teatrale, in generale si augura agli attori, ai registi, tanta merda, merda, merda. Ma come? Ma ti pare che non è così volgare? No, non è affatto volgare. Si augura tanta merda tutto perché risale ai secoli precedenti, quando si andava a teatro e la borghesia, insomma, la nobiltà, l'aristocrazia napoletana andava a teatro naturalmente con le carrozze che erano, che ne so, le berline, le carrozze chiuse, quelle a quattro posti, erano i coupé, sempre chiuse con due posti, erano i calessini, quelli aperti per le giornate di fresche, i cabriolet. Beh, insomma, terminologie che poi si sono spostate pari pari praticamente alle macchine. Quando si andava a teatro, quindi si scendeva e il cocchiere restava fuori con la carrozza. Inevitabilmente, naturalmente, i cavalli durante il tempo dello spettacolo teatrale ovviamente defecavano e quello che era il risultato all'esterno del teatro all'indomani mattina era naturalmente un mare di cacca, ma naturalmente quanta più cacca c'era, questo significava che tanta più gente era andata a teatro, quindi quanta più merda, merda, merda ci potrà essere all'esterno del teatro, tanto maggiore sarà il successo dell'opera teatrale. All'esterno rimanevano i cavalli con le carrozze e i cocchieri. E sui cocchieri ci sono tantissime storie da raccontare. Quanti detti napoletani fanno riferimento ai cocchieri? O cucchiere a fitte, ti pigli che eccellenza e te lascio con chi ti è morto. Quando qualcuno deve ottenere il proprio scopo, insomma, cerca sempre di adularti. Quando poi l'ha ottenuto, insomma, se ne frega di te. O Sciaraball, peraltro, è entrato nella più famosa canzone napoletana che tutti conosciamo, Libero Bove, il Salvatore. O Sciaraball era il primo SUV, no, il primo veicolo promiscuo. Sì, perché viene dal francese char à bancs, carro a panche. Dietro aveva due panche per portare persone, però all'occasione le panche si alzavano e consentivano di portare merce, quindi il primo veicolo per trasporto di persone e merci. Dicetto Monsignore Cucchiere, va chiana che va chi pressa, talvolta è meglio essere prudenti per riuscire ad arrivare prima addirittura al proprio obiettivo. Se una persona compra prima un accessorio, per esempio per il vestito, si usa dire è cattate prima lo scuriato e poi cavallo. Ecco, prima il plettro della chitarra e magari non c'è ancora la chitarra. Ma il detto più bello in ambito equino, a mio giudizio, è quello che dice ci vogliono cazzi e vate cara per figli carrettiere. Cioè, in qualche modo ci vogliono membri da vetturali, insomma, per generare dei figli carrettieri. È come a dire, per ottenere i risultati sperati bisogna partire da premesse adeguate, insomma, cari miei, ci vogliono i cazzi e vate cara per figli carrettiere.